Rieccoci all'appuntamento del Sindaco Risponde tutti i martedì 19:30, 20:30, siamo in rigorosa diretta, 19:55 minuti per telefonare 049 80 77753, per i messaggi 345 334 1171, per le mail sindaco risponde @gruppotv7.com e siamo anche sulla piattaforma di Facebook, nella pagina di Reporter, e potete chiedere e fare delle domande al vice sindaco Andrea Micalizzi anche da quella postazione lì. Abbiamo già i primi messaggi. Dennis, iniziamo con il primo. Fontana di Volta Barozzo, un'orrida bruttura, ruggine da eliminare al più presto possibile con un'altra. Grazie Giovanni. Stiamo parlando del mio quartiere, tra l'altro, ma qui si interviene sul gusto, insomma è ruggine, è Corten che dà questo effetto ruggine, insomma le fontane sono anche interventi molto apprezzati, a qualcuno può non piacere. Il ruggine. O ruggine o la fontana, non lo so. Però no, la fontana non è, piacere, allora, no. Non è arrugginita, è una scultura fatta in Corten. Il Corten è questo materiale, questa lega, è ruggine già così? Sì, allora, ci sono diverse finiture in Corten, anzi è una finitura pregiata anche. Sì, non piace neanche a me, però non lo sapevo. Sì, certo, ci sono dei geni che fanno queste cose qui. Vabbè. No, però entriamo nella sfera del gusto, insomma. Sì, ecco. certo. Secondo messaggio, Dennis. Perché non viene tenuto aperto il marciapiede lato ovest sul cavalcaferrovia Borgomagno? Il lato est, fra l'altro, è ancora più indecente dopo l'apertura di 2 fori di ispezione abbandonati con i rottami delle aperture a fianco e i cavaletti di protezione a terra. Grazie della risposta, Alberto. Sì, c'è un cantiere in corso, quindi la parte ovest resta chiusa perché bisogna intervenire. Mentre di là c'è un'ispezione in corso, è molto attento. E sono passato proprio l'altro giorno perché non ero contento di come la ditta aveva messo in sicurezza un'ispezione che deve rimanere aperta in questa fase. La faccio ricontrollare perché insomma, se il cittadino lo segnala si vede che non è ancora in condizioni, come dire, buone. Il cavalcavia Borgomagno purtroppo è un cavalcavia dove stiamo continuamente facendo interventi di manutenzione per tenerlo, come dire, in sicurezza, in esercizio, però lì abbiamo a che fare con un'infrastruttura che ormai è a fine vita e stiamo aspettando l'investimento dell'alta velocità per cambiarlo. Anche lì ci vorranno molti anni. E quindi purtroppo dobbiamo tenerci un'infrastruttura che ha queste fragilità e sarà... Certo. Bisogna utilizzare il più possibile, per fortuna che sono stati realizzati il Dalmazia e il Fiera, e cercare di scaricare sempre più quello lì fino a che non saranno fatti i lavori. E terzo messaggio. Sarà cambiato? Certo. Perché quasi tutti i negozi del centro hanno il riscaldamento al massimo e tengono le porte spalancate? È un insulto. Sono d'accordo. Qua bisognerebbe parlare con l'assessore al commercio perché non sono preparatissimo sul punto, però abbiamo affrontato il tema perché il commerciante cerca di attirare il cliente e quindi mantenere come dire, la porta aperta, che vuol dire entra nel mio negozio e viene a visitarlo, e il riscaldamento acceso è, come dire, un grande dispendio di energia. Servono queste lame proprio di calore che creano, come dire, però sono energivore e quindi dal punto di vista ambientale non è una soluzione. Bisogna che approfondisco col mio collega che si occupa di commercio. Quarto messaggio, l'ultimo di questa serie. Buonasera Micalizzi, per la festa di Capodanno non pensa che Piazza Insurrezione sia un posto troppo piccolo e forse pure pericoloso? Se un tempo le facevate in Prato della Valle ci sarà un motivo. È vero, il Prato è una piazza bellissima, però intanto si torna a fare il concerto di Capodanno perché poi col Covid abbiamo saltato molte edizioni, però se vi ricordate la prima volta che abbiamo, come dire, sperimentato questo tipo di appuntamento in modo diverso l'abbiamo fatto in piazza Garibaldi. Non era l'ultimo dell'anno?
Cos'era? Mi sto confondendo, io mi ricordo che secondo me era Moroder, era l'ultimo dell'anno, non era l'ultimo dell'anno, però insomma... L'ultimo dell'anno ci sono i botti, c'è questo, è diverso. Mi pareva di ricordare che fosse un capodanno, ma comunque insomma un evento tipo questo in cui abbiamo sperimentato una nuova location, i cittadini apprezzarono. Piazza Insurrezione è una piazza dove c'è anche un dibattito su un utilizzo diverso di quella piazza e quindi abbiamo voluto provare a vederla in una giornata di festa sotto occhi diversi. Dal punto di vista della sicurezza ovviamente l'evento si fa perché sono state verificate in modo scrupoloso tutte gli accorgimenti, le normative di sicurezza che non è che sono determinate solo dal Comune, ma le facciamo con la Questura, la Prefettura, insomma con gli organismi preposti. Aggiungo però, mi sembra di averlo già detto l'altra volta, che è affascinante, è una location bellissima, però ci sono i giovani, lì vanno tutti i giovani, escono, Bottiglia, la bibita, il centro, è un po' borderline, insomma è il posto, perché il posto è meritevole e su questo la scelta è bella, perché la location è bella, però io metto molti però, ma l'avevo già detto credo in un'altra... Questo è vero, si verifica in occasione di eventi grandi, situazioni come queste che sta descrivendo. Quante persone può contenere la piazza? Oddio. No, facciamo un gioco, ne contiene 5.000, ne arrivano 9-10.000? Le misure di sicurezza servono anche, come dire, a contenere e fare in modo che... Quella volta Piazza Garibaldi, Porto alla Valle è un'altra dimensione, insomma. Io parlo come location è bella, però è un po' più pericoloso dal mio modesto punto di vista. Però conviene con me che vedere Piazza Insurrezione con occhi, come dire, diversi e con un uso diverso, la sera di Capodanno, che è una sera l'anno, è un'occasione che secondo me vale la pena. L'ho detto a lei, che non è sindaco, che io ho fatto l'ultimo anno a Lisbona e ho rischiato la vita, ma seriamente, io, mia moglie e l'Elisabetta, c'era anche Elisabetta come lei, gliel'avevo già detto credo, e quindi la location è bella, il posto è bello, però è l'ultimo dell'anno e quindi se è tutto a posto io non voglio entrare a fare l'uccello del malaugurio, ci mancherebbe, perché proprio non voglio proprio farlo proprio lungi da me che accada, però un ragionamento, il centro andranno molti giovani e non anziani, quindi sai, i giovani sono un po' allegri perché lo spirito giustamente qui è questo a livello universitario, quindi però se sono messo tutto in sicurezza va bene. È più per giovani l'evento in effetti, un po' per le temperature e l'orario e anche l'offerta musicale, ci sarà il concerto di Max Gazzè, insomma. E quindi è per giovani. Giovani, dopodiché insomma io ormai non sono più tanto giovane, Max Gazzè me lo ascolto. No, ma volevo dire, Michele, non è una critica, la mia è bello il luogo, bella l'idea, bello tutto, però è l'ultimo dell'anno e quindi, però se lei mi garantisce che avete già fatto tutto quello che si deve fare sotto l'aspetto sicurezza, tenendo anche presente poi quando sarà l'ora di sfollare, e quindi sono disposizioni sarà una bella cosa. Tutto qui. Senta, dopo la siccità dell'estate scorsa, in questi giorni ha piovuto, è stata sufficiente questa pioggia per sistemare un po' la situazione anche in prossimità alla prossima estate, oppure ce ne vorrà ancora molta? No, non è stata sufficiente purtroppo, stiamo continuando a tenere monitorata la situazione. Io ho mantenuto aperto il tavolo di emergenza siccità e proprio l'altro ieri è uscita infatti la notizia sugli organi di stampa, ci siamo trovati nel mio ufficio, chi siamo? Noi l'amministrazione comunale, più c'è il genio civile che sovrintende e regola i corsi d'acqua dei fiumi, quindi i corsi d'acqua regionali o macro regionali, il consorzio di bonifica che invece regola i fossati, e il nostro gestore idrico, Acegas APS Amga, perché è responsabile dell'acqua che arriva a casa, l'emergenza idrica è collegata anche al servizio di acqua potabile che arriva a casa, l'ARPA e l'USL, che sono i due soggetti che ci fanno i controlli sullo stato di salute delle nostre acque, che è una cosa che abbiamo monitorato. Cosa abbiamo fotografato? Noi quest'estate avevamo un 80% in meno della portata in meno rispetto al dato storico, 80% di acqua in meno, e infatti avevamo i fiumi
i canali interni, diciamo, il tronco maestro che era completamente in secca. Le piogge ci hanno aiutato un po', siamo a meno 50, ma siamo a meno 50 che è una cifra esorbitante. Quindi noi siamo preoccupati che quando arriverà l'estate di ritrovarci nella stessa situazione dell'anno scorso. Anzi, il timore è che potremmo trovarci nella situazione dell'anno scorso prima, e quindi stiamo lavorando per tutta una serie di contromisure su questo. Ci sono più aspetti. Allora, uno è un ragionamento più macro. Abbiamo deciso di scrivere alla Regione Veneto per incontrarci e stabilire che se questo fenomeno della secca è un fenomeno, come dire, in qualche modo che si sta stabilizzando, e quindi significa che si è determinato un equilibrio nuovo, dobbiamo concordare col gestore di questo equilibrio, la Regione, quantitativi d'acqua differenti, perché la nostra città non può rimanere senza acqua nei canali interni. Non solo per una questione di immagine, perché la specola certo. deve essere vista in una città, come dire, d'arte come Padova con l'acqua, ma anche per problemi di carattere igienico-sanitario. L'US dell'ARPA servono a questo. Noi abbiamo avuto una moria di pesci che ha creato una situazione di disagio enorme, e cambiano anche gli equilibri della flora, della fauna. Quindi noi, per preservare un equilibrio, siccome i flussi d'acqua sono regolamentati, se la situazione non è stata una situazione eccezionale ma si ripresenta, dobbiamo concordare modalità e gestioni diverse. L'altra cosa che stiamo facendo è questa: ci siamo accorti che per troppo tempo è rimasto, come dire, lì una cosa, non è stato affrontato un tema: gli scarichi non a norma sulle nostre acque interne. Nelle strade del centro, nelle case del centro ci sono, come dire, situazioni molto vecchie e in diverse situazioni ci sono scarichi che sono scarichi fognari che vanno direttamente in canale. Tutto sommato si è, come dire, lasciato lì il tema finché c'era un flusso d'acqua che garantiva un ricambio, e quindi siamo stati sempre in situazioni, come dire, tollerabili. Ma quando l'acqua viene a mancare abbiamo avuto situazioni di inquinamento troppo forti, quindi abbiamo dato un'accelerata al monitoraggio e canale per canale stiamo andando a vedere dove sono, come degli scarichi abusivi, a chi appartengono, perché non basta vedere il tubo che esce, poi bisogna andare a capire dove va a captare e dove va e in alcuni casi abbiamo finito il monitoraggio e abbiamo già pronti i primi progetti di risanamento della rete fognaria. È purtroppo, come dire, un'eredità passata, certo, su cui nessuno ha mai messo mano. Il primo progetto è un progetto da 250.000. Speriamo che magari prima dell'estate piova ancora, insomma, che... Allora, ci conforta il fatto di osservare che sta nevicando molto in montagna, e quindi non è un bel dato solo per, come dire, un bianco Natale o per il turismo sulla neve, ma è anche un bel dato perché neve vuol dire grandi riserve d'acqua che restano lì e che piano piano lasciano acqua, certo, nel sistema di canali che poi va a alimentare sia i nostri fiumi, i nostri canali, ma anche la nostra falda, perché qualche territorio ha avuto purtroppo problemi di approvvigionamento idrico. Padova, certo, no. Certo, perfetto, è stato chiarissimo Michelizzi. Senta, via Friburgo sono stati abbattuti gli alberi, c'è stata un po' di contestazione, lì però sembra venga ricostruita una montagnola con tutti gli alberi. Com'è la situazione? Perché ci sono arrivati messaggi anche in tal senso. Sì, io incontro sempre, cerco di, insomma... Chiedo alla regia se abbiamo immagini poi tra l'altro della zona. Sì, lì stiamo affrontando un tema, come dire, la costruzione di barriere fonoassorbenti che i residenti lì ci chiedono da molto tempo. Abbiamo misurato con una perizia il rumore, abbiamo un superamento dei decibel oltre ogni, come dire, questo è la barriera, insomma, che verrà realizzata, una barriera che sarà una barriera naturale che diventerà supporto per la nuova alberatura. Quindi il progetto costruirà finalmente la barriera che abbatte
il rumore, ma con questo sistema diventerà anche la sede di una nuova alberatura. Pianteremo 3 volte gli alberi che sono stati abbattuti, quindi ricostituiremo una situazione anche di verde maggiore di quella che c'è adesso. Il taglio ha evidenziato una situazione di sicurezza drammatica, ne parlavamo prima. Una buona parte di quegli alberi lì era ormai in una situazione di deterioramento importante, e quindi ci ha confortato nel andare su questo progetto anche l'analisi del settore verde, che ha detto quella è un'alberatura che va ricambiata, perché ormai per età sono pioppi per lo più, chi conosce. Certo, prima ha parlato delle piste ciclabili, c'è anche un fondo del PNRR che dovrebbe migliorare sia le piste ciclabili e anche la segnaletica. Quello che le chiedo, Vice Sindaco, è illuminate un po' più i passaggi pedonali, perché ci sono certi, io glielo chiedo ogni volta, le dico anche quello davanti all'aeroporto, però non prende mai nessuno in considerazione, perché quando si viene giù dalla cavalcavia c'è anche la siepe, non si vede, attraversano in velocità. Io ho capito che l'automobilista deve stare attento, però certi passaggi pedonali andrebbero un po' evidenziati sotto l'aspetto illuminazione, insomma. Certo. E non si mette in considerazione questo che lo trovo una cosa davvero pericolosa, quella. Stiamo procedendo. Attraversano, mi carici, zona ospedale, attraversano a 200 all'ora le biciclette, i pedoni, addirittura lei sa, quando il pedone è a piedi vuole avere ragione, poi in bicicletta vuole avere ragione, poi in macchina vuole avere ragione, dunque tutti vogliono avere ragione, e addirittura quando uno è pedone attraversa col telefonino, ci piega mezz'ora per attraversare, cioè un po' di buonsenso da parte, però ci vuole, credo, un po' anche di no, è vero, di segnaletica, che si vedono questi i più importanti quantomeno. È vero, perché poi quando si parla di sicurezza stradale parliamo, come dire, di una priorità. Noi stiamo procedendo per gradi, non riusciamo a fare un intervento che in una volta solo in tutta la città. E abbiamo un investimento che stiamo affidando adesso quindi a una ditta di circa 4 milioni di implementazione dell'illuminazione pubblica, che va a illuminare meglio strade, io farei passaggi pedonali, strade e attraversamenti pedonali che sono sulle strade, ovviamente, quindi dove passiamo poi miglioriamo, riqualifichiamo anche quelli che è vero sono illuminati anche in modo. Micherizzi, è lei responsabile di questa operazione? Illuminazione, sì. Adesso noi faremo. Io farei, guardi, dico, domani mattina, esagero, ma è Natale, dopo Natale, i punti, ne tolgo 50 di punti di passaggi pedonali più pericolosi e vado lì e metto 2 fari su ognuno, cioè santo Dio, non è che ha capito, io lo farei subito questa operazione qui, invece va a finire che noi ne discutiamo e credo che sarà così per molto tempo, la mia vaga impressione. Allora, magari per il passaggio pedonale specifico che ha in mente lei, forse sì, però noi. No, anche le dico davanti all'ospedale, quelli nella. Le dico quali sono i punti che faremo, che così andiamo meglio. Di passaggi pedonali? No, di tutte le strade, compresi, cioè quando noi illuminiamo le strade passiamo anche sui passaggi pedonali. Però, ecco, domanda, Micherizzi, quando. Non possiamo, no, non si può fare solo quel punto là. No, la domanda è diversa. Quando voi fate quella strada e cambiate l'illuminazione, sui passaggi pedonali l'illuminazione è diversa? Sì, è più forte. Perfetto, era questo. È più forte. L'intervento toccherà la zona di Sant'Osvaldo. Si sono già visti i primi impianti lungo via Facciolati, e adesso però dobbiamo fare gli interventi di rigenerazione, dobbiamo cambiare le cabine, e quindi insomma un lavoro infrastrutturale, però tutta la zona di Sant'Osvaldo, Santa Rita, un pezzo di Santa Croce, e Camin, un pezzo di Città Giardino, San Lazzaro, e abbiamo fatto un pezzo di Guizza. Questi sono i quartieri sui quali interveniamo con questo finanziamento da 4 milioni. Non è tutta la città, anzi le dirò, con questo investimento arriviamo al 50% della città illuminata a LED. Perfetto. Che vuol dire 40% anche di risparmio. A me interessa che poi nei passaggi pedonali ci sia la luce. Sicuramente. Ma lo dico, credo, per la sicurezza di tutti noi, insomma, mica per. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi. Stanno assillando.
News.